Al Pietro Cangiemi di Torre Grotta, derby tirrenico, i rossoblù di mister Gianni Colaggiunta, reduci dal 4-0 contro il Monforte San Giorgio, ospitano il Città di Villafranca, anch'esso vincente nell'ultimo turno per 2-0 sulla nuova rinascita e quarta forza del girone B. Il Torre Grotta invece ha 37 punti, ormai in una posizione di classifica tranquilla con la zona playoff. Fuori portata, formazione a confronto, Gianni Colaggiunta schiera dal primo Campanella, Viscuso, Arrigò, Giordano, Ferlazzo, Battaglia, Buonasera, Zirilli, Sciliberto, Isgro e Rasà, risponde Furnari, Morabido, Trimboli, Misidi, Pecora, Marullo, Arrigò, Ferraù, Bugolo, La Guidara, Rando, Rivainera. Partiamo allora con il film del primo tempo in questa partita in cui lo spettacolo non manca nemmeno sulle tribune. Due tifoserie a confronto storiche al terzo Torre Grotta, Viscuso per Isgro, il 7 di Noluk serve Rasà che va a calciare al lato, bella chance però in avvio per la formazione locale al nono Torre Grotta, ancora Isgro per Rasà, il numero 9 riesce nell'apertura a destra per Sciliberto che punta all'avversario, punta anche l'area di rigore, va al dribbling, viene toccato così da un difensore e per il direttore di gara che ben appostato non ci sono dubbi, massima punizione, calcio di rigore in favore del Torre Grotta. Si presenta dal dischetto Giovanni Giordano, il capitano spiazza così l'estremo difensore Morabido e fa 1-0 Torre Grotta al decimo di gioco. Abbiamo visto anche dal retroporta la perfetta esecuzione firmata Giordano. Al 12° invece la risposta della Villafranca col cross dalla sinistra di La Guidara, la sfera termina sui piedi di Bugolo, finisce di un soffio al lato il tentativo. Minuto 18, stavolta il traversone parte dalla destra, va al volo Marullo, colpisce un clamoroso palo a un passo dal pareggio, il Villafranca che ci riprova al minuto 23, traversone sempre dall'out destro, stavolta per il colpo di testa di Rando a centro area, svetta, la mette anche lui sul fondo. Minuto 34, il Torre Grotta prova ad alleggerire la pressione con Rasà che resiste alla carica e mette il pallone per Isgro, l'ingresso in area del numero 7 che va a sterzare con il destro, sembra tutto fatto per il raddoppio, ma colpisce una clamorosa traversa. Minuto 47, il Villafranca affonda in un extra recupero, traversone dalla destra di Marullo che viene respinto, ancora Marullo sul pallone, riesce a passare con sinistro, inchioda all'1-1 il pareggio tra le proteste di un possibile eccessivo recupero. Questo diceva il Torre Grotta, questo dicono Giordano e Rasà, il direttore di gara, ma si va negli spogliatoi quando tutto è in equilibrio al Pietro Cangiemi. Minuto 48, prima chance della seconda frazione, colpo di testa di Arrigò, il pallone termina alto. 55esimo, Villafranca sempre vivo, Pecora mette all'indietro per Bugolo che apre con questa sventagliata su Rando, ottimo stop in area di rigore, conclusione a botta sicura leggermente alta. Minuto 60, entra Guerrera in casa a Torre Grotta, 62esimo, traversone di Marullo dalla destra, arriva La Guidara defilato sulla sinistra, cerca di incrociare ma la mira non è delle migliori. Minuto 65, tocca a Crisafulli nel Torre Grotta, entra invece Presti nella Città di Villafranca. Minuto 70, chance per Errante. Minuto 80, entra Morabido, 85esimo, che cannistra sul terreno di gioco, ma all'89esimo l'ultima occasione, quella giusta per matare la partita, è Ferraù su punizione che mette su Errante, para Campanella sulla respinta, c'è Manuel Rando che trova il gol dell'1-2, quello da 3 punti, quello pesantissimo per il percorso playoff della Città di Villafranca di mister Furnari, che spugna per 1-2 il Pietro Cangiemi di Torre Grotta in rimonta. Applausi a fine partita anche per la formazione rossoblù a testimonianza della buona prestazione offerta in campo. Un cordiale saluto amici di Wisport e come sempre alla prossima.